comprenderà tante forme di mobilità che noi ancora non conosciamo, perché stiamo all'interno di un passaggio d'epoca profondissimo che cambierà non solo l'idea di sviluppo, ma probabilmente anche tantissimo i nostri comportamenti quotidiani, il modo con cui ci spostiamo ogni giorno. Nasceranno probabilmente anche mezzi di locomozione diversi. Tra questa innovazione che il futuro ci sta riservando, sicuramente ci sarà la luce, che non è tanto un veicolo che viene dal passato, quanto è una sfida che riguarda il nostro futuro, i nostri ideali. In questo senso, perché se tu sei a dire, scherzando, divertendosi, grandi forme, utilizziamo passaggi un po' di gesto per evitare che sia forte, che sia forte. E io penso che il messaggio che la grandezza è fondamentale, quindi c'è una piccolità, bisogna di fare poi strutture di sorreggerlo e neanche magari il gesto, perché se non lo una cosa più grande è il gesto sì,